Nasce a Treviso il primo consorzio in Veneto del melograno. A sottoscriverlo i primi produttori di questo frutto, fino a qualche anno fa dimenticato ed ora nuovamente ambito dalle grandi catene di trasformazione. I nostri produttori attualmente avevano la necessità di programmarsi per il futuro. Dall'anno prossimo sono già in produzione, la grande distribuzione sta attendendo un prodotto nazionale, c'era quindi la necessità e l'esigenza di avere un disciplinare e un modo di presentarsi, magari anche con il nostro marchio, che fosse riconoscibile dai consumatori e soprattutto dal mondo della grande distribuzione. La firma ieri sera a Treviso per un gruppo di pionieri di questa coltivazione alternativa al prosecco. Ormai siamo già una trentina di ettari già piantumati e un'altra decina che sono in fase di piantumazione. È difficile coltivare melograno? Come tutte le cose non è semplice, però non è impossibile. Lo consiglierebbe a qualche giovane produttore? Sì, lo consiglio per diversificare, per crearsi un futuro. Relativamente economico l'investimento per l'impianto, la cui resa, come in questo campo a San Gaetano, è stata festeggiata nei giorni scorsi. È il primo raccolto ad appena 1 anno e mezzo dalla piantumazione delle piantine. Lei consiglierebbe di piantare melograni? Consiglio che è giusto che la gente prova esperienze nuove, secondo me c'è futuro, anche perché siamo in conversione biologica e oggi il biologico è visto molto bene dalla gente. Perché ha scelto di produrre melograno e non prosecco? Ho scelto di produrre melograno perché mi sono stancata di mais, soia e orzo, di conseguenza cercavo una cultura che mi potesse dare più soddisfazione. In crescita la richiesta di prodotto sia per il consumo alimentare che per la cosmesi. Col melograno cosa si fa? Col melograno si può fare il succo al melograno come trasformato, noi facciamo anche la marmellata di melograno aggiunta con la mela in modo tale che si conservi e non serve aggiungere altro. Poi con la scorza, con l'altro materiale cosa si può fare? Prodotti di cosmesi? Sicuramente prodotti per la bellezza, per la cosmesi. Abbiamo fatto delle spugne che vanno benissimo per lavarsi, per fare un peeling e per lasciare la pelle molto morbida.